Si tratta dell'ennesima tragedia lungo l'asta del Piave, un dramma che si è consumato proprio nello stesso punto in cui nel giugno dello scorso anno perse la vita anche il 21enne Dennis Navas, tuffandosi dalla base dello stesso pilone riconoscibile per il murales del pesce blu. Nonostante i divieti di balneazione e le continue campagne di sensibilizzazione promosse dalle amministrazioni locali, questo tratto di fiume continua ad attirare persone che scelgono di fare il bagno sottovalutando i pericoli di correnti, fondali e improvvisi malori. Oggi è un'altra giornata dolorosa per tutta la nostra comunità, esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. Mi viene però da fare una riflessione, neanche una giovane vita spezzata ferma l'incoscienza di chi a pochi metri da qui è ancora in acqua, famiglie con bambini che nonostante tutte le campagne informative che sono state fatte, nonostante i media cercano di essere vicini alle istituzioni per far capire quanto sia pericoloso e soprattutto vietato gettarsi in acqua e fare il bagno perché sappiamo che vige in tutti i fiumi il divieto di balneazione, ancora questo rimane inascoltato. C'è troppa incoscienza e veramente per quanto si faccia non è ancora abbastanza e neanche la morte di una persona ferma questo tipo di azioni. Quindi io chiedo veramente un appello corale a tutti quanti e alle famiglie di tenere i figli in uno stato di assoluto riguardo e far capire loro quanto sia importante essere assolutamente previdenti e non andare nei fiumi. I fiumi non sono fatti per la balneazione, ci sono il mare, ci sono le piscine e soprattutto ci sono delle zone che sono custodite, attrezzate e anche con un personale che in caso di emergenza è pronto ad intervenire. Quindi l'appello è veramente quello di recarsi al fiume per fare una passeggiata, ma nulla di più perché il fiume non lo consente e soprattutto è vietato.